Na compressa 5 volte al D. Il dottor Riccardo Szumski entra nel suo ambulatorio con la felpa rosso bordeaux su cui spicca il leone di San Marco, biglietto da visita del suo attaccamento al Veneto. Con le ricette in lingua veneta i pazienti in farmacia hanno suscitato curiosità e qualche sorriso, ma per il medico di famiglia il consenso da parte dei suoi assistiti non è mancato. Per loro non c'è nulla di cui meravigliarsi. Fra 3 D. Il dottor fa bene a scrivere le ricette in dialetto perché molta gente capisce meglio le ricette. L'iniziativa è bella, perché probabilmente ce ne tanti anziani che preferisce leggere la ricetta in dialetto. È un modo come un altro per capirsi, lo faccio già da tempo, ci ha detto al microfono, nessuno si è mai lamentato. Qual è la motivazione che l'ha spinta a scrivere le ricette in lingua veneta? Ce n'è una generale che riguarda la difesa della nostra lingua, della cultura, dei valori che ha, che sono i valori della terra, della storia, che è millenaria. E l'altra, molto più semplice da medico, è che il 90% del parlare con i miei pazienti è in veneto. Qualche critica invece è arrivata dall'ordine dei medici. Per Szumski invece non ci sono dubbi. Chi non capisce quello che scrivo me lo può dire e sono pronto ad adeguarmi. Qualcuno ha detto che io scrivo così perché i miei pazienti non capiscono l'italiano, offendendo i miei pazienti, quindi i miei pazienti capiscono benissimo l'italiano e molto meglio anche il veneto, per fortuna, e continueremo a fare questo perché non mi risulta ci siano norme che vietino di scrivere le posologie in lingua veneta. Poi ognuno ha le sue opinioni e se le tenga, però io vedo che i miei pazienti le apprezzano. La ricetta è scritta in lingua veneta, come ci tiene a specificare, non in dialetto. È una lingua a tutti gli effetti, che poi lo Stato, l'organizzazione, la storia aveva deciso che è l'italiano e ne prendiamo atto. Nato in Argentina nel 1952, figlio di un polacco, laurea in medicina a Padova, il dialetto lo ha imparato da subito per integrarsi meglio. Per il professionista la ricetta in veneto serve per agevolare la popolazione, specialmente gli anziani. Che ti passa tu.